Şurpadun, sarebbe tribule. Ierani premi voti. A scusa, Şurpadun, sarebbe tribule. Ierani premi voti, non sapevo come fare. Şurpadun, le bianche para le paranche. Şurpadun, le bianche para le paranche. A un uomo che diventa leader a livello nazionale e ci auguriamo questo anche a livello... Perché sono sempre stati al nostro fianco e sempre disponibili a tutte le ore. Un ringraziamento va anche all'assessore Donazzani e all'assessore Marcato. Noi non abbiamo fatto inviti a questa festa. E soprattutto credo che il messaggio che arriva è proprio il fatto di come siete partiti. Qui dà proprio l'idea, secondo me, della forza, del coraggio. Quando siete partiti l'avete detto, chi lo sapeva come andava a finire. Sicuramente però voi sapevate che se non facevate la battaglia che avete fatto, di sicuro si sapeva già come era andata a finire, cioè era persa fin dall'inizio. E questo elemento di coraggio io credo che sia un punto molto importante. E allo stesso tempo, perché il tempo non è finita oggi. Noi oggi giustamente siamo qui, festeggiamo e dobbiamo far festa e mandare un messaggio importante perché si può fare e si può difendere il lavoro e rilanciare. Ma come veniva detto, fatemela dire così, adesso inizia il bello o inizia il difficile, perché adesso il punto è non solo che gli imprenditori mantengano e facciano gli investimenti che devono fare, ma bisogna far funzionare la fabbrica. Si ragionava prima, c'è anche un problema di dare una continuità. Pensare al domani vuol dire anche non disperdere quelle competenze, quel saper fare che avete, vuol dire pensare anche che dovranno entrare anche dei giovani qua dentro e quindi c'è un problema di formazione, di trasferimento di competenze, di esperienze e il fatto è una battaglia di questo genere. Qualcuno dei giornalisti, una delle domande che faceva, ma qui c'è una fonderia, si è salvata, siete tutti contenti? Ma un futuro, secondo voi, i giovani vengono a lavorare poi dentro a questa fonderia? I giovani oggi accettano di fare determinati lavori? Sapete cosa mi ha fatto riflettere questa cosa? Io penso di sì, ma la cosa che noi dobbiamo capire, secondo me dobbiamo combattere, è quella cultura che si è affermata in questi anni, che ha svalorizzato il lavoro, capite? Che ha determinato il fatto, lo dico perché a volte è capitato di avere amici